Messina. Io credo deve essere fatta un'analisi completamente diversa. C'è una nuova Tangentopoli, perché non si può sminuire quest'Expo. Il dramma di questa situazione è che ci sono gli stessi soggetti di 20 anni fa. Ma chi di noi prenderebbe un caffè con Greganti o con Frigerio e però te li ritrovi a gestire gli appalti dell'Expo? Non è vero che la politica non se n'è occupata, la politica lì ha dormito perché ci sono governatori, sindaci, come hanno consentito che ciò accadesse. Gestire l'Expo significa fare in modo che chi ha rapporti con l'Expo sia al di sopra di ogni sospetto. C'è un'ipotesi di corruzione fortissima, di mazzette che vengono fuori e noi stiamo qui a discutere. L'Expo, i magistrati fanno il loro dovere, poi smettiamolo, ho sentito Grillo, è veramente ridicolo il suo modo di fare, parlo da chi partito dei Eravate giudici. quasi alleati. No, ma voglio dire, Italia dei Valori nasce col DNA di Mani Pulite, chi più di noi a fianco dei giudici, ma nessuno si è mai permesso di dire adesso ci siamo noi, i giudici vanno avanti. I giudici vanno avanti perché fanno il loro dovere, non certamente perché c'è Grillo che oggi ne deve approfittare per prendere qualche... come l'ha detto. Hanno presentato sento anche decine guarda, di esposti sento anche e questa è la conseguenza no, del discorso. Ma se prendi guarda, un l'anno discorso, scorso è lo il stesso, frammento di un è lo discorso. stesso Grillo Non mi che fa l'anno fare scorso, l'avvocato ma di è lo Grillo. stesso Grillo che l'anno scorso ha dichiarato questi giudici mi fanno paura. Oggi, guarda caso, non gli fanno più paura, ma per prendere i voti li spalleggia e diventano più forti perché c'è lui. I magistrati fanno... Non lo so. No, lo sai, devi sapere. I magistrati fanno il loro... I magistrati fanno il loro dovere. Detto questo, l'Expo deve andare avanti, ma bisogna garantire che gli appalti siano regolari. Bisogna tirare fuori non solo i certificati penali di chi ha rapporti con l'Expo, di chi fa il consulente, ma sapere le aziende... No, abbiamo mancato noi. Noi in Parlamento... Per le aziende bisogna vedere chi c'è dietro, chi sono i soci. Lo faranno i magistrati. Tramontano non so se vuole replicare, quando noi eravamo in Parlamento, quando noi eravamo in Parlamento siamo stati l'unico partito che ha parlato di corruzione.